Andrea Mura torna nell'oceano, il cagliaritano ha collaudato vento di Sardegna navigando sino al nord della Francia. Domenica scatta la Route de Rhum da Saint-Malo a Guadalupe. La bandiera dei Quattro Mori sventola di nuovo sul bacino Vauban. Saint-Malo è di nuovo in festa per la partenza ormai prossima della Route de Rhum. Come nel 2010, come nel 2014, ormeggiato al villaggio c'è anche vento di Sardegna, l'Open 50, che segna il ritorno in oceano del suo armatore e skipper Andrea Mura. Il navigatore cagliaritano è fra i 123 concorrenti che domenica prossima salperanno alla volta di Guadalupe. Tra la Bretagna e Pointe-à-Pitre, 3.542 miglia nautiche, un tragitto lungo da macinare solo con le proprie forze. La regata si compie in solitario, senza scali né assistenza. Nel 2010, al suo debutto in Atlantico, Mura aveva impiegato poco più di 19 giorni per tagliare il traguardo in testa, primo italiano nella storia a riuscirci. 4 anni dopo era arrivato secondo. Le 2000 miglia di trasferimento dalla Sardegna, insieme alla moglie e al figlio, Lucas Andrea di appena 40 giorni, gli hanno permesso di riprendere confidenza col timone e mettere a punto l'Open 50 prima del via. Nella stessa categoria di vento di Sardegna, che si presenta rinnovata anche nella grafica, col tricolore accanto ai Quattro Mori sono due le rivali da marcare più grandi e veloci, l'Imoca 60 Alcatraz Face Ocean con Sébastien Destremaux e Café Joliet con Sidney Gavinier.